Sì, e io. Questo è il volume. Je suis une jeune femme qui aime son époque, qui aime ce qu'elle fait, qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime sa famille et qui aime la scène, qui cherche simplement à être heureuse et de le faire de façon la plus saine, à savoir pour moi en chanson, en m'exprimant au théâtre, enfin tout ça quoi. Donc posso dire che sono evade che mi hanno aiutato fino a qua. Batte gelli, mare e terre e che siamo libertà. I moviati per i beati che l'umore taglio sempre con me. Scappate, so fortunate e l'amore in grande più puè come un sole che si infiara e mi invita poco là. Io sono nata in Milano, dunque in Italia, perché a mamma è italiana. Dunque io avevo partito da a lavorare qua là, si sono conosciuti qua là. E io a tempo nada siamo voltati qui in Corsica, all'isola. A Mozedellina, la passata qui, in tutti i severi carrudi dell'isola e a scuola di noi la passata qui. Mi piace assai di bene a promenarmi. Mi si pare di volta Sedelina, Sebica. Eravamo sempre infognati in casa di mia mamma e abbiamo giocato assai con le amiche, eravamo parecchi idee e abbiamo riso, abbiamo corso, ci siamo aperti le notti e qui assai. È proprio il quartiere di Sebica Sedelina. Elle est belle celle-là. Tu souriais, je ne sais pas pourquoi. Là, je faisais la pub pour Chamallow. Mais c'est devenu... Nous là alors. Maman, tu te rappelles de ces chaussures? C'est papa qui nous les avait achetées. Adrien, il lui avait acheté des chaussures à talons mauves, tu te rappelles? Oui, oui. Et ça, Dalida sans dents. Ah oui. Dalida, oui, toujours ta passion de Dalida. Je me prenais pour elle à l'époque. J'ai le souvenir de ma mère qui chantait ces chansons napolitaines, les fenêtres ouvertes. Et donc je pense, enfin j'ai toujours baigné là-dedans dans les chansons, dans la musique et tout ça. Donc bien évidemment quand je disais à mes parents, voilà, moi je vais être chanteuse, je vais faire ça, bon, ça les faisait sourire puisque bien évidemment ça reste au départ un rêve de petite fille et puis on essaye de le concrétiser. Mais je suis têtue quoi. Et donc, des fois, quand ils me voient et qu'ils me disent de Francine, je veux Francine chanter tout ça, je sais de qui prend, il prend de sa maman. Tout le monde me dit ça parce que c'est vrai. Ça, pas mon père, parce que c'est mon père. Ça m'a toujours plu de chanter, ça me plaît. Qui siamo de Moab e de Fratello. Sono due artisti tra me due. Per me
ricordi di Elina, l'ora di un Moabo, di sul legno, di sul luogo. Salute! Oh, va bene? Tanto avanti. Desti rugiolo. Che fate? Poi te finisce. Quando era giuga era dispettoso. Dispettoso di come le scimmie. Quando era toccato ti tirava i salti come i capretti. Una buchetta toccava, ti presa paia di tempi, un pattone e venava uno a voi. Una guardate così. E l'ha sempre cantato. Che cantava, che aveva una bella voce, eravamo mamma. E poi un fratello che cantava abbastanza e cugini che cantavano e torna. Grazie alla vita di lei. A me non credo mica. Mai parla d'un finezza, rispondo un delicatezza. Un neanche bene l'ora che... A me mi piace assai la musica, basta che lui ci sia emozione, basta che lui ci sia belle melodie e che l'artista sia proprio come un libro aperto e tanto ci ho. Ah, sì che mi interessi, leggo che tu ti confessi. È veramente un peccato che non sia mica curato. Dice rebo cristiana, un nemico di Natana. Non sia sotto di lioro con un bellissimo figliolo. La zidella di sempre inteso, i miei parenti sta sente e poesie e canzoni di Fratelli Vincenzo e di burro visto i miei parenti bien di non certe canzoni, dunque si va che per me in una memoria, in una carne in radio. Che le bravo sto zidello, che le bravo sto zidello. Pour moi, elle a un potentiel immense au niveau du chant. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir des choses que je pensais introuvables. Arnare Tiachem. A sua maniera di portare la canzone, forse che a scambiare appena viendo che calcano, avanti sempre una sedilaccia. E qualche sia, ho mai visto qualche sia che se la mica disturbo può andare assai lontano. Io avevo sempre in mente di fare un disco, pur prima di fare Nouvelle Star. Sono stati gli amici che mi hanno detto che mi hanno appena puntato di radio a farlo. E dunque sempre puntata da questa passione di conoscere niente di un mestiere. E mi trovo per tutto, dunque in Marseille abbiamo passato su un corso. Salut. Allô? Ça va? Ça va, merci. Che fate? Eh ben, justement, on était sur YouTube là et on vient de voir ton clip qui est merveilleux. Voilà. Oh, ça c'est une drôle d'époque, là, c'est une Nouvelle Star qu'on voit. Oui, souvenir. Non, on t'a toujours dit que tu avais une place un peu ailleurs hein, dans la chanson. On te l'a toujours dit. C'est un beau souvenir. En plus, on voit la progression que tu as eue. Ça passait très vite. C'était de jolis moments. Tu as le soutien de la population, de la Corse, et puis tu as le soutien... On è un po' chauvin. Ah, no. Era contenta, mi pare mica vero, ma piava la fare una presa all'altro. Mi amica andava fino all'ultimo, mi dice sempre ogni ora, bon, stavolta ci sono, a Maggio Francade, vi avremo io e Ghibane, e cercavo sempre di vendere a piazza come buie, perché non abbiamo mica tanta scelta di canzoni, di idoli. Di sicuro che durante il casting di radio io sono giunta con canzoni di scelta, ma dopo l'affare era appena più complicato e era lo scopo dell'emissione. Ci sono andata con la passione di musica, di canto e era soprattutto questa. Dunque una volta che sono sortita da questa mi sono detta, bon allez, ora
voglio fare una creazione. Dunque tutto questo è stato frutto dell'azzardo, dice Radio come notte sono stati i primi a domandarmi la partecipazione a questo disco al di là, dunque la canzone Milioni di biciclette. Biciclette, cine milioni invece, è un fatto, proprio una verità, come quella che t'adoro oramai. Quanto miliardi d'anni lume da branca, la galassia, ni mua body sciuplica, e uso che accanto a te voglio campare. Ma bamba lo fuoco di l'amore ogni giorno, mi sento in ogni luogo e poi manco mi viene a storia. 6 miliardi di viadi per sul mondo, da più a meno sento la mia giocolezza contro te, solo conta tua carezza. Nella mostra artistica di Radio abbiamo avuto la chance di poter scontrare gente come Antoine Chiosi, Michel Mallory. Per me, il fatto che gli hanno proposto, che gli hanno dato questa confianza, per me conta assai, di assai importante. E tanto ho cominciato a porre le mie domande di cosa cercavo, quale era il tema che volia per un primo disco, che parole, cercavo come cercare la musica stessa, se vogliava il tradizionale, se vogliava qualcosa di più aperto. Dunque tutto questo si riflette, non si fa mica in un giorno. E tutte queste esperienze così mi hanno portato fino a oggi, dunque a Suisco una vada. Cioè, mi ho messo in tutto il tempo di costruire le canzoni, mi ho messo un anno e mezzo. Ma se volete, ciò che si passa è che un anno e mezzo non ce ne abbiamo mica, perché il lavoro è mischiato con altri momenti. C'est-à-dire che mangiamo insieme, ragioniamo insieme, certe volte può bene per cantare, poi una giornata so sento che non mi dà mica ciò che ho bisogno, ragioniamo e parliamo di ciò che andiamo a fare dopo. Cette semaine au Théâtre de Propriane, en tout cas, nous aura bien aidé à préparer notre spectacle. Ben heureusement qu'il y a Propriano qui participe aux créations d'un spectacle comme ça, parce que c'est quand même le seul. C'est le seul théâtre qui donne les possibilités aux artistes de préparer et de faire une création. C'est quand même fabuleux, parce qu'ils sont peu, hein. Ils sont 3, quoi. Charles, Alex, je sais pas. Non so mica stonde, d'après sa me, so che si passa spesso così, che ischi sono fatti in dolore, ma ischi che sono fatti in dolore non portano che dolore alla gente.